Allora Salvatore, parlaci un poco di te. Cioè, come passi il tempo nella giornata? Passo bene, gioco con gli amici, con la bici, passeggio, Cosa ti piacerebbe fare nella vita? tutto. Giocare a pallone con la bici, andare alla posta, fare bollettine postali. Perfetto. Perfetto. Va bene. Amiche telespettatrici, Ciao. io sto parlando con donne Pace. che partono dai 25 anni e arrivano massimo a 35 anni. 35 anni. Dai 25 ai 35. 25 e 35. Per tutte quelle di voi che volessero conoscere qua il nostro Salvatore, 31 anni di Partanna. Salvatore Marrone, 101 anni. Di Partanna. Partanna, Piazza Domenico Russo. Dico, non possono fare altro che contattarlo al numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video. Salvatore è un bravo ragazzo. Voi magari che lo state guardando, vi sembrerà magari un pochino strano le sue risposte, non so come si rivolge, però dovete capire anche che Salvatore Non strano, bene, bene. è la prima volta che si presenta. È un giorno triste. Esatto. È la prima volta che si presenta a Scianamore Siciliano per cercare l'anima gemella. Quindi una volta che si presenta, ovviamente un poco di emozione c'è, giusto? Sì, un pochino. Perché si vede anche come parli dalle labbra. Per cui dovete capirlo. Se eventualmente sentite qualcosa di strano nelle sue parole, dovete capirlo. È normalissimo perché Salvatore è emozionato, giusto Salvatore? Un pochettino. Tranquillo, prima o poi la troviamo. Prima o poi la troviamo, non ti preoccupare, perché ringraziando dal cielo la nostra trasmissione prende in tutto il mondo. Sì. Quindi in tutto il mondo tu che vuoi che non ci sia una femmina magari che ti chiama? Salvatore, giusto? Certo. Poi l'80% dei cuori solidari che vengono da noi si fanno tutti fidanzati. Tutte fidanzate. L'hai saputo tu per caso, te l'hanno detto? Tanti amici. Te l'hanno detto. Allora dici voglio andare a Scianamore Siciliano. Siamo Sicilia. Mi hanno detto dice, che tu col tuo amico Renzo insistevi, Renzo, chiamalo, è vero? È vero? Renzo ti ha aiutato e ci ha chiamato. Certo. E ora siamo qua. E non ti preoccupare che la ragazza la troviamo. Va bene. Allora, ripeti, come la vuoi questa ragazza? Parlando esternamente. Bionda, alta, occhi azzurri, Capelli lunghi, bionde. Allora, la vuole alta, bionda, occhi azzurri e capelli biondi. Sì. Quanto deve essere alta su per giù? 1,20 m. 1,20 m? Di più penso. 21. No, qualcosina di più. Ci aggiungiamo qualche 20 cm in più magari. 1,40 m, 1,50 m? 1,50 m. 1,50 m. E se è più alta è meglio. È meglio. Facciamo una cosa. 1,60 m? 1,60 m. Ci fermiamo a 1,60 m. Va bene. Quindi da 1,60 m in poi. E poi. Più corta però no. Perché tu sei alto, giustamente. Quanto a me? Tu quanto sei alto? Non so, 1,70 m, 1,75 m? 1,75 m. 1,75 m. Va bene. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, dico, se nella massa si dovesse fare sentire qualche ragazza, non so, che non è bionda, c'ha i capelli neri, è lo stesso per te? È buono. Basta che ragazza. Esatto, anche perché è la prima volta, perché tu hai detto non sei mai stato fidanzato, giusto? No, mai. Per cui la prima volta che uno deve essere fidanzato si deve accontentare di quello che trova, è giusto? Sì. Che qua tutti la cercano bionda, con gli occhi azzurri, non è che è facile trovarla, Sì. o no? Giusto? Giusto. Quindi noi ci rivolgiamo sia alle donne bionde e sia alle donne brune. Sì. È giusto? Sì. Perché, caro Salvatore, a tempo di fame si accetta tutto. Certo. Giustamente certo. Uno deve anche sapersi accontentare. Dice tu hai fame, questo non lo voglio perché non mi piace. È giusto? Certo. Per cui ripeto, noi ci stiamo rivolgendo con le donne, sia bionde che brune, non ha importanza, da 1,60 m a salire, che siano bionde o brune, però che abbiano dai 25 anni fino a 35. 35. Se è più grande la vuoi lo stesso, no? Non ci fa niente. Arriviamo a 40? Pure buona. Arriviamo a 40? 40, sì. Quindi dai 25 ai 40 anni. Che volessero contattare il nostro Salvatore, ripeto, è un bravo ragazzo. Non è che lo vedete così, vi sembra, è emozionato, giusto? Un pochettino. Dico, se lo volete contattare non potete fare altro che chiamarlo al numero di cellulare che state vedendo Salvatore sotto. Marrone, tanto bacette. Ciao Salvatore. Sotto nella descrizione del video. C'è il mio numero. Perfetto. Per cui chiamatelo e fatelo sentire felice, giusto? Felice, sì. Questo è tutto per i cuori solidari. Alberto vi saluta e vi saluta pure Ciao Salvatore. Salvatore. Ciao. Vuoi dare un messaggio come ultima cosa, un messaggio magari?
guardando la telecamera, qualsiasi cosa. Un messaggio, cosa... Vedi tu, qualsiasi cosa, come se tu fossi davanti a una ragazza e la ragazza ti direbbe ciao, come ti chiami? Tu che cosa gli dici? Mi chiamo Salvatore Marrone, nato a Castelvetrano 14 marzo 80. Sì, ma dico, se la ragazza ti dice ciao Salvatore, ma tu ti vuoi fare fidanzato con me, tu che cosa gli rispondi? Sì, voglio fidanzata. Esatto. Sì. Quindi tu una dichiarazione d'amore non l'hai mai fatta? No. Perché tu non sei mai stato fidanzato? No. Ma mettiamo il caso tu dovresti fare la dichiarazione d'amore, sapresti come dire No. no? Non sapresti neanche da dove cominciare, giusto? Dico, se questa ragazza si dovesse presentare, esatto, e ti dice sai Salvatore, io ti ho visto in video e mi piace, ci facciamo fidanzati? Mi piace. Facciamo fidanzate. Esatto. Facciamo la grazie d'amore. Tu gli dici va bene, vi frequentate, Sì. uscite insieme. Usciamo insieme. Ci offre qualche cosa, un caffè, Esatto. un gelato. Ascoltami, Una come, pizza. come altri lavori nella tua vita, a parte quello che fai adesso, hai fatto altre cose? No, solo questo. E che cosa fai? Pare, bollette postali. Cioè, Va lavori- a fare la spesa. allora, fammi capire, tu aiuti le persone, gli amici a pagare le bollette, a fare la spesa e loro ti passano qualcosa. Aiuta Bacile, aiuta mia madre, mio padre, tutto. E loro ti passano qualcosa. Sì, va. Però a parte questo tu non prendi Sì. più altro, no? Altro, va. E quanto riesci a fare ogni giorno? Tutto. No, dico di soldi, quanto riesci a fare? 3 euro, 4 euro, 5 euro, 6 giorno? euro al giorno. E la massima cifra che hai fatto quando è stata? 20 euro Al giorno? al giorno. Ah, quindi bene o male. Eh, 20 euro al giorno, bene o male, se ti vanno tutti i giorni dritti sono 600 euro al mese. 600 euro al mese. Sì. Va bene, come mai non c'hai un motore Solo la bici e basta. e non hai pensato mai di farti il motore? Patentino non ce l'ho. Ho capito. Quindi ti devi prendere prima il patentino. Va bene Salvatore, concludiamo questa intervista. Pure bene con la bici pure bene. Sì. Concludiamo questa intervista ricordando a tutte quelle donne dai 25 ai 40 anni che Salvatore è qui, sta cercando l'anima gemella, per cui fatevi sentire. Ripeto, per Ciao, tutte quelle Salvatore. per tutte, Tante bacette. per tutte quelle di voi che lo vogliono contattare, sotto c'è il numero telefonico di Salvatore. Chiamate a quel numero lì e lui risponderà. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta pure. Ciao Salvatore Marrone. Ciao ciao. Ciao, ciao. Oh yeah!